Colpo con l'esplosivo al distributore Ego di Codevigo sulla strada statale 516. Attorno alle 3 di notte, ignoti hanno utilizzato dell'esplosivo per sventrare la cassa automatica del distributore. Il distributore è uno dei tre gestito da Michael Pasotti di Chioggia. Gli altri due sono l'IP di Viale Mediterraneo a Sottomarina e il COIL di Cavanella. Michael Pasotti è noto per la sua passione per i rally. Abbiamo pubblicato più volte le sue vittorie già da quando era 17enne. Purtroppo non è la prima volta che i distributori sono presi di mira da malviventi che non esitano a utilizzare le maniere forti pur di mettere mano all'incasso. Altre volte hanno utilizzato delle ruspe rubate in cantieri vicini. L'impianto è coperto da assicurazione. Al momento non è noto quanto sia stato portato via, in quanto anche i computer sono stati danneggiati. Si ipotizza, sulla base dello storico, di una cifra attorno ai 5.000 euro. Tra l'altro, parte delle banconote sono state bruciate dall'esplosione. Comunque, anche se il gestore è coperto dell'assicurazione e i costi di ripristino sono a carico della società Ego, prima che l'impianto possa tornare a essere funzionale potrebbe passare anche un mese. Breve considerazione: quanto bisogna essere folli per rischiare condanne penali e di poter arrecare gravi ferite, se non causare la morte di qualcuno, per portare a casa qualche migliaio di euro. Il consigliere comunale di Cavarzere, Fuman Andrea, ha presentato un'interrogazione urgente in consiglio riguardante il virus West Nile, cioè in quanto la regione Veneto è definita area ad alto rischio di trasmissività e il contesto climatico e meteorologico sembrano favorire la trasmissione anche a causa della crisi idrica che ha prodotto ristagni e acquitrini. Quello che chiede il consigliere è se nel territorio cavarzerano si siano verificati casi di contagio e che misure siano state prese per contrastare il rischio della diffusione del virus, sottolineando l'importanza di identificare la presenza del virus, il quale sta continuando a uccidere persone. In alcune aree di competenza della ULSS 3 Serenissima si sta ora procedendo con la disinfestazione da parte di una ditta specializzata. Saranno solo alcune le strade ad essere interessate, come ad esempio accadrà a Marghera, dove la disinfestazione sarà fatta con trattamenti larvicidi in ambito privato porta a porta, per i quali i proprietari dovranno aprire le porte agli operatori, e con un secondo intervento nelle aree pubbliche per la disinfestazione dagli esemplari adulti. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. A quanto afferma l'onorevole eurodeputata Rosanna Conte, le misure adottate finora dalla Commissione europea per contrastare i rincari energetici si sono rivelate insufficienti. All'orizzonte non si vedono ancora proposte concrete che possano avere effetti reali sul mercato energetico. È fin troppo evidente che occorre cambiare passo senza perdere altro tempo, perché ci sono aziende che rischiano di chiudere o che hanno già chiuso. L'onorevole ha presentato a riguardo un'interrogazione urgente alla Commissione per sottolineare proprio l'assoluta necessità di misure immediate e strumenti aggiuntivi, compreso un tetto al prezzo del gas a livello europeo. Gli importi delle utenze, triplicati rispetto all'anno precedente, rischiano infatti di vanificare gli investimenti sostenuti dagli imprenditori per il post-Covid e di affossare aziende e piccole e medie imprese di diversi comparti, dall'agricoltura al turismo, come è già stato denunciato tra l'altro dal settore alberghiero a Caorle con un'unanime iniziativa di protesta della Federalberghi. La situazione in Veneto è destinata a peggiorare per i servizi di alloggio
e ristorazione, come ribadito dalla Confcommercio, per le forniture di energia elettrica e gas, e in Italia si prevede un incremento incontrollato dei costi dell'energia con rincari medi del 300% e punte del 600%. Alla Commissione l'onorevole ha chiesto pertanto di definire ed elencare chiaramente sia le cause di questo continuo aumento spropositato dei prezzi, sia l'ammontare dei danni ai cittadini derivato dalle speculazioni che riguardano tale settore. Regione Veneto e Veneto Film Commission partecipano con un vasto programma composto da oltre 90 appuntamenti a questa bella edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dal 31 agosto al 10 di settembre. Lo spazio della Regione del Veneto e Veneto Film Commission all'Excelsior Lido di Venezia, simboleggiato dal motto Veneto Like in a Film, rappresenta un punto di riferimento per quanti nel Veneto hanno fatto dell'amore per il cinema una professione e testimonia ancora una volta l'impegno della Giunta regionale e dell'Assessorato alla Cultura in particolare a promuovere iniziative che diano conto della vivacità della settima arte targata Veneto in un contesto internazionale. L'assessore alla cultura fa notare che nella regione si sono create le condizioni per garantire un incremento nell'occupazione del settore. La partecipazione della Regione del Veneto alla Mostra del Cinema di Venezia rappresenta un'occasione privilegiata anche per valorizzare e far conoscere a livello internazionale le esperienze e le potenzialità che il Veneto sa esprimere in ambito cinematografico, oltre ad essere utili occasioni per promuovere lo scambio di esperienze e nuove opportunità di lavoro. Dal 31 agosto al 10 di settembre, lo spazio della Regione del Veneto e Veneto Film Commission all'Excelsior Lido di Venezia, simboleggiato dal motto Veneto Like in a Film, rappresenta un punto di riferimento per quanti nel Veneto hanno fatto dell'amore per il cinema una professione e testimonia ancora una volta l'impegno della Giunta regionale e dell'Assessorato alla cultura in particolare a promuovere iniziative che diano conto della vivacità della settima arte targata Veneto in un contesto internazionale. L'assessore alla cultura fa notare che nella regione si sono create le condizioni per garantire un incremento nell'occupazione del settore. La partecipazione della Regione del Veneto alla Mostra del Cinema di Venezia rappresenta un'occasione privilegiata anche per valorizzare e far conoscere a livello internazionale le esperienze e le potenzialità che il Veneto sa esprimere in ambito cinematografico, oltre ad essere utili occasioni per promuovere lo scambio di esperienze e nuove opportunità di lavoro. Allora, siamo alla CAM, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente dell'intero territorio nazionale. L'aiuto per uno stambecco ferito alla bocca è arrivato dal cielo con il trasporto da parte dell'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 149 di un veterinario e di una guardia provinciale nei pressi del lago di Sorapis a circa 2000 metri di quota. È accaduto domenica pomeriggio quando una guardia parco di Cortina d'Ampezzo e i carabinieri forestali hanno dato l'allarme per lo stambecco ferito. Il veterinario e una guardia provinciale sono stati sbarcati poco sopra il lago di Sorapis sulle Dolomiti Bellunesi per prestare soccorso all'animale. Dopo essere stato anestetizzato, il veterinario è riuscito a togliere dalla bocca una scatoletta arrugginita di tonno che impediva il movimento della lingua. Passato l'effetto dell'anestetizzante, lo stambecco si è rimesso in piedi e ha ripreso a saltare e a dominare le Dolomiti.